Prima di tutto ben trovati, mi conoscete, sono Michele Santoro e voglio innanzitutto ringraziare questa televisione perché grazie a questa televisione se voi domenica mattina potrete seguire lo svolgimento della staffetta dell'umanità. 4.000 chilometri articolati attraverso 8 tratte: Bolzano-Roma, Aosta-Roma, Palmanova-Piazzola sul Brenta, Camerino-Assisi, L'Aquila-Roma, Bari-Policoro, Messina-Isola delle Correnti, Cagliari-Porto Scuso. Obiettivo: arrivare a 4.000 portabandiera in tutta Italia. Il vessillo è quello arcobaleno della pace. Partecipazione gratuita, solo la volontà di ribadire il no alla guerra. È la staffetta dell'umanità che domani dalle 11 si snoderà lungo la penisola e che Antena 3 trasmetterà in diretta fino alle 13. Un passaggio di consegne tra i partecipanti tramite GPS unirà il paese per un evento organizzato tramite l'applicazione Servizio Pubblico del giornalista Michele Santoro, che da strumento digitale di approfondimento si è trasformato in poche settimane nella piattaforma per organizzare una vera e propria marcia della pace. È una strada che ha tracciato la rete dei cammini ed è volutamente difficile perché non passa da tante città dove il movimento per la pace è più forte. Ma col vostro aiuto la bandiera della pace supererà tutte le montagne, prima di tutte la montagna dell'indifferenza. In questo caso la rete e le televisioni locali faranno il servizio pubblico che la RAI e i grandi giornali hanno smesso di fare. Appuntamento dunque dalle 11 di domani su Antenna 3. Per questo, eccezionalmente, la nostra prima edizione tradizionale delle 12 inizierà alle 13, alla fine dell'evento. Una manifestazione che vuole andare oltre le ideologie e le polemiche. Ci chiamano putiniani, mentre la verità è una sola. La verità è che non c'è nemico più grande della guerra. Quindi seguiteci su questa rete, domenica, dalle 11 alle 13. Vi aspetto e ci tengo a ringraziarvi comunque la pensiate con tutto il cuore.